Ancora un buongiorno a tutti voi, bentrovate questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con il super sconto carburante in Friuli Venezia Giulia. Oggi primo giorno di applicazione, già dal mattino gli automobilisti hanno approfittato per fare il pieno. Ieri si è registrato un calo degli affari appunto perché la maggior parte delle persone stava aspettando la giornata di oggi, dove già nella sola mattinata si è registrato per i distributori un più 25% negli incassi, come racconta il presidente di Udine della Figisc, Gianni Bressan. L'ho raggiunto per noi Davide Vicedomini. Ci troviamo con Gianni Bressan, che è coordinatore provinciale della Figis, per capire com'è questo primo giorno di ritorno al super sconto della benzina. Come stanno andando gli affari? Oggi siamo a un 20-25% in più del solito, si vede più movimento, ieri chiaramente c'è stato un calo, oggi la gente sta venendo a fare benzina, anche perché c'è un notevole guadagno per il cliente, ecco, diciamo. Ecco, la speranza è che praticamente sia un ricordo, brutto ricordo, insomma, l'aumento della benzina fino ai 2 euro, quello che è avvenuto fino a un mese fa, ricordando che tra taglio delle accise e super sconto, insomma, c'è un guadagno di 60 centesimi. Eh sì, speriamo che sia un brutto ricordo, speriamo che quando toglieranno il decreto accise il prezzo del petrolio sia abbassato in maniera che così non peserà sulle tasche della gente, ecco. Cosa è successo in questi mesi? C'è stato un aumento vertiginoso? In questi mesi la gestione è molto difficile, vai dal gran lavoro, poi al calo grossissimo quando siamo andati oltre i 2 euro, che tutta la gente andava oltre confine, al decreto accise che ci ha portato a una buona vendita e adesso poi al super sconto che ha fatto la Regione, che ci porta a tutti i nostri clienti in Regione da noi, ecco. Ecco, ricordiamo che durerà questo decreto della Regione fino al 30 di aprile, salvo appunto prolungarsi nei mesi prossimi, si spera. Speriamo delle proroghe, poi prendiamo quello che c'è, ma speriamo delle proroghe, ecco. Da stamattina è in corso una vasta operazione antidroga, conclusione di indagini coordinate dalla Procura di Trieste. Sono più di 60 gli agenti in campo per catturare 9 persone ed eseguire numerose perquisizioni. 60 agenti di polizia sono impegnati da questa mattina nella cattura di 9 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. A conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura di Trieste e condotte dalla locale squadra mobile, è in atto dalle prime ore di questa mattina un'attività di polizia finalizzata alla cattura dei 9, tutti destinatari della misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Trieste, in quanto ritenuti responsabili in concorso tra loro di delitti in materia di stupefacenti. L'attività di ricerca e cattura dei destinatari della misura, che vede l'impiego di 60 agenti, sta avvenendo in collaborazione con i colleghi delle squadre mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo, nelle cui circoscrizioni sono attualmente domiciliate alcune delle persone ritenute responsabili dell'attività criminale. Sono impegnati anche i reparti cinofili della polizia e del reparto prevenzione crimine. Assieme alla ricerca delle persone da arrestare si sta dando esecuzione a diversi decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Trieste nei confronti di persone ritenute vicine al gruppo criminale. Questa mattina attorno alle 9 nella sede staccata del liceo Leopardi Majorana a Pordenone in via Colvera è scattato l'allarme antincendio. Subito tutti i quasi 400 studenti, gli insegnanti e il personale sono stati fatti uscire dallo stabile. Il tempo necessario per le verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici delle DR che non hanno riscontrato nulla dopo diverse ispezioni. Abbiamo fatto uscire tutti, le lezioni sono state interrotte per pochi minuti, ha spiegato la dirigente scolastica Rossana Viola. Sono in corso le valutazioni dunque su cosa possa aver fatto partire l'allarme, non è escluso che all'origine ci possa essere una bravata di qualche ragazzo vista la concomitanza del 1° aprile. Le lezioni sono comunque riprese regolarmente. Sono partiti oggi all'alba da Gorizia 221 volontari italiani in 66 mezzi, direzione Leopoli per l'azione di pace denominata Stop the War Now, cui hanno aderito 153
associazioni con pulmini partiti da tutta Italia che stanno trasportando 32 tonnellate di beni di prima necessità per la popolazione ucraina e hanno una capacità di trasferimento di 350 profughi. In Ucraina incontreranno sia organizzazioni della società civile sia autorità religiose e civili. Al ritorno il convoglio permetterà a persone con fragilità di lasciare il loro paese in guerra e raggiungere l'Italia, a riferire l'associazione Papa Giovanni XXIII. Un automobilista di 24 anni è stato ricoverato ieri sera dopo essere rimasto ferito in un incidente frontale che ha coinvolto due auto in orario 21:40 a Muggia, lungo la strada per Lazzaretto, all'altezza del parcheggio di San Rocco. Dopo lo scontro, le due auto sono andate a sbattere contro una piccola scarpata al lato della via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e i sanitari del 118. Incolumi le due persone che si trovavano all'interno di una utilitaria, ferite serie invece per il giovane croato alla guida dell'altra auto che è stato estratto con fatica dai pompieri, che hanno dovuto anche usare il divaricatore e cesoie per tagliare il tetto dell'auto. Il ragazzo di 24 anni è stato quindi curato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso. A Pordenone questa mattina c'è stato un tamponamento a catena in Viale Grigoletti. Una distrazione o forse l'asfalto bagnato, l'auto che sbanda e colpisce in pieno alcuni mezzi in sosta, provocando un tamponamento a catena. L'episodio è accaduto questa mattina attorno alle 8:30 in Viale Grigoletti a Pordenone, all'altezza del distributore Esso. Un uomo di 52 anni alla guida di una station wagon ha perso il controllo, centrando in pieno un furgone commerciale parcheggiato sugli stalli al lato della strada. L'impatto ha innescato una serie di tamponamenti che hanno coinvolto altri due furgoni e un'auto in sosta. Il conducente, che ha causato il sinistro, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in ospedale a Pordenone. È rimasto ferito in modo lieve. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale di Pordenone, che ha ricostruito la dinamica dello scontro, apparsa chiara da subito. Arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno contribuito a ripristinare lo scenario. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti. Ha visto del fumo uscire dal vano motore della propria auto e, spaventato nel tentativo di accostare, è andato a sbattere contro la segnaletica stradale presente ad un'aiuola spartitraffico. È successo questa mattina e l'uomo ha visto la sua vettura andare in fiamme. Fortunatamente è riuscito ad uscire incolume prima che l'auto prendesse letteralmente fuoco. L'incidente si è verificato attorno alle 10:40 in via del Mulino a Ronchis di Latisana e ha visto intervenire sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo, ma anche l'area dove si è verificato l'incidente. È stato presentato in Consiglio regionale l'ultimo libro della collana legata alla sicurezza accessibile, ideato dall'Università di Trieste. Sicurezza e crisi del lavoro, rinuncia o opportunità, il titolo dell'opera firmata da Giorgio Sclip. Dopo anni di apparente immobilismo, le cose si sono improvvisamente liquefatte. Questi 2 anni di pandemia hanno cambiato molto per ciascuno di noi, ha commentato il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo. Il nostro è un interesse anche da legislatori, perché desideriamo capire quali contributi possono aiutarci a interpretare meglio un mondo del lavoro che ci è cambiato sotto gli occhi, ha aggiunto poi Russo, e come poter usare la tecnologia per garantire maggiore sicurezza. In Consiglio regionale è stata inaugurata la mostra dedicata alle opere dell'artista di Gonars Giovanni Prez, che vede protagonisti delle sue tele, paludi, risorgive e i colori della Bassa Friulana. Dai disegni tracciati nelle pagine dei quaderni e del sussidiario delle elementari o su ogni pezzo di carta che gli passasse tra le mani, fino ai lavori su tela a cui affidare i colori della bassa pianura friulana, della palude e delle risorgive tanto amate. La pubblicazione Incontro con l'arte, presentata al secondo piano del Consiglio regionale dal vicepresidente Stefano Mazzolini e dal consigliere Mauro Di Bert, è dedicata a Giovanni Prez, pittore autodidatta di Faullis di Gonars. È intervenuto anche il sindaco Ivan Diego Boemo, che ha sottolineato la bravura del suo concittadino e come la famiglia Prez sia sempre pronta ad aiutare la comunità di Gonars.
I quadri di questo artista, ha affermato Mazzolini, ci mostrano angoli ancora incontaminati, così come Prez li ama e che possono essere fonte di guadagno attraverso il turismo slow a cui il Consiglio regionale darà una legge ad hoc. L'ho conosciuto la scorsa estate, ha rammentato Di Bert, e ho subito apprezzato la sua pittura e la sua personalità, capace di coinvolgere tutti. Nel tempo, l'arte di Giovanni Prez è andata via via affinandosi, ha detto il critico d'arte Vito Sutto, e oggi sono numerose le esposizioni che portano il suo nome. Io sono innamorato delle paludi e in particolare dei colori di cui si tingono in autunno, ha confermato l'artista, colori che sembrano uguali e invece cambiano sfumatura ogni giorno. Molti scorci di quando ero bambino non ci sono più, ma io li ho memorizzati nella mia mente e così li posso ancora riprodurre. La mostra in Consiglio regionale è visitabile da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, il venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Per questa edizione è tutto, io vi ricordo tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.